Il Comune riduce le ore di assistenza per gli studenti disabili. La protesta dei genitori ignorati dal sindaco. Le 2 giornate FAI di primavera hanno segnato una grande partecipazione. Interessante ad Agrigento la visita al comando provinciale dei Carabinieri. Celebrata a Campobello di Licata la festa dell'unità. La Domenica di Carta 2024 anche ad Agrigento. Per lo sport calcio l'Acragas pareggia, vince invece la Castrum Favara di Piero Infantino. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, un'altra triste storia che riguarda Agrigento, capitale della cultura. Il Comune riduce le ore di assistenza per gli studenti disabili ed esplode la protesta dei genitori. Davide Sardo. Un sit-in innanzi al Comune per denunciare cosa? Per denunciare quella che ormai è famosa decurtazione delle ore del servizio ASACOM. Ed è qualcosa che non si doveva fare, nessuno ha autorizzato il Comune a tagliare sul diritto dei nostri figli. Non hanno le competenze sanitarie, non hanno autorizzazione, nessuno di loro ha detto che quest'anno i nostri figli hanno meno bisogno. Per tale motivo, come poco fa si parlava, è un discorso economico, un discorso finanziario e noi da genitori non possiamo permettere che solo perché non ci sono più soldi il servizio non è dato in maniera, così come prevede il PEI, è un programma che è personalizzato. Pertanto se viene previsto un tot di ore per ciascun bambino, non c'è giustificazione che possa permettere e autorizzare un decurtamento di quelle ore previste. Noi con questo setting vogliamo rinforzare il fatto che i bambini hanno diritto ad avere tutte le ore che il GLO ha designato per loro, scritte nel PEI. Cosa sta succedendo anche con questo decurtamento di ore? Che le assistenti stanno scappando dal servizio e quindi abbiamo un depotenziamento del lavoro da parte di colleghe specializzate che non garantiscono più la continuità, creando un ulteriore danno per i nostri bambini. Abbiamo colleghe che da 10 ore vanno a scuola per 6 ore solamente per garantire questa continuità. Ma per quanto tempo ancora possiamo continuare? E questa è la domanda che noi porgiamo alle autorità e alla politica. Ci chiedono di fare inclusione, integrazione, di supportare i nostri bambini all'interno delle aule scolastiche quando siamo i primi noi esclusi dalla stessa amministrazione che deve difendere e proteggere il diritto dei nostri bambini nell'ambiente scolastico, come il GLO, quindi l'organo competente, decide le ore che ogni bambino ha diritto ad avere per garantire un diritto allo studio uguale a tutti, perché la scuola è questa, inclusione per tutti. Si scende in piazza per lanciare quale messaggio? Allora, lo scopo della manifestazione è quella di difendere i diritti dei nostri figli perché vengono esclusi da quello che dovrebbe essere proprio l'inclusione scolastica e diritto allo studio. Io non intendo sacrificare mio figlio, è una logica di risparmio, come se ad Agrigento ci fosse solamente il servizio ASACOM su cui poter risparmiare. I nostri figli non possono restare da soli in classe. Ci sono giorni in cui mio figlio sta da solo senza l'insegnante di sostegno e senza l'ASACOM. Mio figlio ha bisogno di un'assistenza continua, non ha la capacità di relazionarsi se non con dei prompt continui da parte dell'ASACOM, perché vengono utilizzati degli strumenti adatti per poter mediare alle difficoltà per stare dentro una classe, soprattutto con la comunicazione con i loro pari, che è molto importante. Noi supportiamo assolutamente le famiglie nella loro protesta, perché in maniera unilaterale il Comune di Agrigento ha tagliato del 40% le ore del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Il servizio di assistenza è obbligatorio ed è universale perché è collegato al diritto allo studio.
degli alunni e degli studenti con disabilità. Questo quindi è obbligatorio perché una legge nazionale, la 104 del 1992, delega agli enti locali il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. I bisogni sono indicati nel PEI, il piano educativo individualizzato. E quindi noi ci aspettiamo che i bambini, gli alunni con disabilità abbiano un servizio di assistenza all'autonomia per quelle ore indicate nel PEI. Spesso queste ore non vengono rispettate. Noi siamo qua per inverdire e gridare a tutti che il PEI va rispettato, perché il PEI è l'unico organo collegiale multidisciplinare che individua a livello scientifico i bisogni. Che cosa accade quando manca l'assistente all'autonomia e alla comunicazione? I docenti di sostegno si occupano della didattica, delle discipline, ma ci sono i prerequisiti, le autonomie. Il bambino non si sa esprimere, ha bisogno della CA, ha bisogno della LIS, non sa esprimere la propria intenzione, i propri bisogni, non sa stare bene seduto, non sa fare i compiti, ha bisogno di supporto. Questo supporto viene fornito in maniera scientifica dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione. Senza questo combo, questa unione, questo binomio del docente di sostegno e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, ci vediamo un diritto allo studio per la persona con disabilità tagliato, degradato, eroso. Con questo sit-in cosa sperate di ottenere? Beh, innanzitutto la voce per poter parlare a tutti, ad aprire il cuore, perché i nostri figli non sono merce di scambio, non sono dei conti. I nostri figli non possiamo gestirli facendo dei bilanci, hanno dei bisogni, sono delle persone che appartengono alla nostra società e la società civile ci impone di integrarli correttamente. Questa figura è importantissima. È proprio il pilastro dei nostri figli, è il trait d'union tra la scuola, la famiglia e tutti gli alunni. Dà voce ai nostri figli che per la gran parte non possono neanche parlare, non possono camminare, non possono difendersi da soli, sono loro che fanno da ponte con tutti gli altri. È una figura importantissima, troppo spesso sottopagata e sottostimata. Intanto, in un video su Facebook del penalista agrigentino Salvatore Pennica si vede il sindaco Franco Miccichè che entra in municipio passando davanti ai manifestanti senza neppure uno sguardo, praticamente voltando le spalle ai genitori. Un gesto che si commenta da solo. E adesso vediamo un servizio sull'intervento riguardo la vicenda dei consiglieri comunali di Agrigento della Democrazia Cristiana. Arturo Cantella. Ha fatto molto scalpore sui social l'immagine del sindaco che entra al comune nella totale indifferenza verso chi protesta in quel momento sotto il municipio per rivendicare sui tagli fatti agli assistenti ASACOM verso una categoria che ha estremamente bisogno di assistenza. Un video è diventato virale con tanti commenti. A tal proposito arrivò oggi anche la nota dei consiglieri comunali della DC, Spataro, Bongiovi, Zicari e Vitellaro. Affermano come la legittima manifestazione dell'Associazione dei Disabili ha espresso ancora una volta la pochezza politica e amministrativa di un sindaco che volta le spalle anche ai disabili. Quella foto del sindaco infastidito dalla presenza dei manifestanti e che gira le spalle agli ultimi, a quelli che hanno bisogno di aiuto più di tutti, resterà impressa nella memoria degli agrigentini. Altro tassello di una delle peggiori sindacature della storia di Agrigento, la peggiore. Su questa domanda saranno gli elettori a dirlo nella prossima competizione elettorale, cui dovranno ricordare non solo il sindaco ma anche tutti i partiti, uomini e donne, che lo stanno sostenendo in questo sfacelo amministrativo. Dopo il caso dei sub, la Villa del Sole, feste e festini, inchieste varie che hanno visto coinvolti stretti collaboratori scelti direttamente, almeno sulla carta, da lui il regalo dei parcheggi ai privati, ora il voltafaccia anche sui disabili, anello debole della nostra società, che meritano almeno una comprensione umana rispetto a scelte amministrative scellerate a danno loro e delle famiglie che le assistono. Questo è il nostro sindaco, quanto affermato in una nota stampa dai consiglieri della DC Spataro, Bongiovi, Zicari e Vitellaro.
Cambiamo argomento, le 2 giornate FAI di primavera ad Agrigento con le visite alla caserma dei Carabinieri, sede del comando provinciale, il servizio. I carabinieri della caserma Biagio Pistone di Agrigento, con il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio e il comandante della compagnia capitano Anna Maria Putortì, sono stati degli ottimi padroni di casa, intrattenendosi con i vari ospiti che hanno accolto l'invito del FAI a visitare lo storico edificio sede del comando provinciale dell'Arma. Soprattutto sono stati i ragazzi delle scuole a dimostrare interesse e curiosità per il lavoro che i carabinieri svolgono ogni giorno. Particolare attenzione è stata dedicata alla gazzella del radiomobile e agli strumenti in dotazione all'equipaggio. Al secondo piano della caserma è stato possibile visitare il museo storico dove è custodita la pagella di Carlo Alberto Dalla Chiesa, alunno del ginnasio Empedocle quando il papà romano comandava il gruppo Carabinieri Reali di Agrigento. Tra i cimeli anche un binocolo e un registratore utilizzati per le indagini dal maresciallo Giuliano Guazzelli, ucciso dalla mafia nel 1992. Interessanti anche 2 anfore di produzione africana rinvenute nel 2004 a Lampedusa e custodite nella stanza del comandante provinciale. Vanno citati per l'occasione il raggruppamento Biodiversità, che ha allestito un proprio stand, e quello per la tutela del patrimonio culturale. 2 giornate interessanti, insomma, rese possibili dalla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il FAI di Agrigento. Comandante, oggi le scolaresche in caserma grazie al FAI, ma c'è tanto da vedere, soprattutto il museo dell'Arma. Sì, sono 2 giornate molto intense, aperte ai giovani, ma anche ai cittadini, ai turisti di Agrigento. La caserma del comando provinciale, grazie alla collaborazione con il FAI, rimarrà aperta per oggi, sabato e domani per tutta la giornata. E quindi sono già in corso le visite. Questi sono allievi di un liceo scientifico di Agrigento e sono incuriositi un po' dalle attività che stiamo cercando di raccontare attraverso l'esposizione dei nostri mezzi, attraverso questi stand. Il controllo del territorio, così come la tutela del patrimonio culturale, la tutela della biodiversità. In più abbiamo allestito anche una sala per allargare questa visita a una dimensione social, dove i ragazzi possono vedere i video Instagram che l'Arma propone sulla propria pagina. E quindi è una visita assolutamente ricca che è aperta non solo a loro ma a tutti i cittadini di Agrigento che aspettiamo. E al museo ci sono reperti che riguardano anche il maresciallo Guazzelli? Sì, abbiamo allestito una piccola sala in cui sono raccolti alcuni strumenti, alcuni dispositivi che sono stati usati negli anni, dalle macchine da scrivere alle radio più antiche, e sicuramente suscitano la curiosità dei cittadini e dei più giovani. Ecco, una visita indimenticabile per i ragazzi sicuramente. Lo speriamo, ci stiamo impegnando. Idee, confronti e futuro, l'alternativa parte da noi. Su questo tema è stata celebrata a Campobello di Licata la festa dell'unità. Ci sono le interviste. Anthony Barbagallo qui a Campobello di Licata per questi 3 giorni della festa dell'unità. Ma una festa sentita, attesa, organizzata dalla Federazione Provinciale di Agrigento, in particolare da Simone Di Paola, che ringrazio. È una festa fondata tradizionalmente sull'ascolto, su presenze significative dei ragazzi, dei giovani, degli affezionati del nostro partito, e anche una presenza della festa che serve a marcare l'alternativa rispetto ai disastri che il centrodestra sta facendo in Sicilia e in particolare in questa provincia, dove le logiche clientelari continuano a regolare i temi che riguardano la sanità e i servizi pubblici essenziali. E serve una grande risposta. Il Partito Democratico oggi, proprio da Campobello di Licata, lancia la grande sfida alle elezioni provinciali nei 6 liberi consorzi, facendo appello ai tanti amministratori che oggi si sentono traditi dal centrodestra. Quel centrodestra che continua a elargire finanziamenti ai comuni non in base alla meritocrazia o al numero di abitanti, ma in base al colore politico del sindaco, dei consiglieri o degli assessori, ed è una faziosità insopportabile che colpisce i più fragili che oggi vengono assistiti dai comuni. I comuni oggi
si occupano di asili nido, anziani, minori. Ogni volta che vengono fatti torti ai sindaci e agli amministratori locali, vengono fatti torti ai più deboli. Ecco, lei ha puntato il dito sull'inefficienza del governo Schifani e sul suo clientelismo. Credo sotto gli occhi di tutti la logica non è quella dello sviluppo della Sicilia, ma questa logica dell'amico degli amici continua a far scendere la Sicilia nelle peggiori, sempre in fondo nelle classifiche, e soprattutto Schifani continua a non risolvere nessuno dei problemi che ha la Sicilia, dalla siccità ai rifiuti, alla domanda di lavoro, al trasporto pubblico, alla dispersione scolastica. Continuiamo ad andare sempre peggio e il governo continua a non cavare un ragno dal buco. Per battere il centrodestra, il campo largo proposto dalla sua segretaria in Sicilia è fattibile? Assolutamente sì, però serve un campo largo che sia anche un campo coerente e pronto alla battaglia politica, denunciando le nefandezze che ogni giorno fa il governo Schifani e il governo Meloni, ma anche lavorando su un modello nuovo di Sicilia. Vogliamo una Sicilia lontana dalle logiche attuali, che invece premi il merito a partire dai manager della sanità. Io lo dico spesso, dobbiamo premiare i migliori e serve che ad amministrare la sanità siciliana, per uscire da questo tunnel, servono i manager migliori, e noi, se torneremo al governo, sceglieremo i migliori. Antonello Cagliucci, alla festa dell'unità a Campobello di Licata si è discusso di sanità e di mala sanità, purtroppo. La Sicilia sta peggiorando perché c'è un abbassamento complessivo del ruolo della pubblica amministrazione, del rigore che deve avere la pubblica amministrazione e del fatto che la sanità va organizzata. Oggi il grande buco della sanità si chiama difetto di organizzazione e quindi è lasciata a un modello che sostanzialmente di fatto espelle i cittadini dall'accesso ai servizi pubblici. Tantissimi sono costretti a ricorrere non alla sanità privata, a pagarsi le prestazioni per avere un minimo di diritto alla salute. Questo è inaccettabile. È chiaro che dove si muovono soldi ci sono interessi. Il più delle volte spesso sono interessi anche illeciti, e credo che la politica ha il dovere di non girarsi la faccia e non prendere atto che le cose vanno così. Dobbiamo provare a cambiare. Che dobbiamo togliere la sanità come piazza di potere e di giochi di potere. Sulla sanità non si gioca il potere, bisogna ricostruire il sistema sanitario nazionale, perché c'è un mandato costituzionale, l'articolo 32 della Costituzione sancisce che la salute è un diritto per tutti, un diritto fondamentale. E allora da questa festa dell'unità rilanciamo con forza la ricostruzione di un sistema sanitario pubblico, gratuito e accessibile a tutti, perché oggi in Italia 4 milioni e mezzo di persone hanno smesso di curarsi e la Sicilia è una delle regioni più colpite. Chi nasce in Sicilia ha meno anni di vita davanti, non ce lo possiamo permettere, e quindi come Partito Democratico ci batteremo fino alla fine per rilanciare con forza il sistema sanitario nazionale, pubblico, gratuito, accessibile a tutti e a tutti. Domenica di Carta 2024, consueta manifestazione del Ministero della Cultura dedicata al patrimonio di archivi e biblioteche. Ad Agrigento l'apertura straordinaria dell'Archivio di Stato. Arturo Cantella. Oggi presso l'Archivio di Stato si celebra la festa Domenica di Carta, una festa per gli archivi in tutta Italia. Cosa potranno vedere le persone che stanno visitando oggi domenica l'archivio? Anche l'Archivio di Stato di Agrigento partecipa come ogni anno alla manifestazione Domenica di Carta, la manifestazione prettamente dedicata dal nostro Ministero della Cultura al patrimonio di archivi e biblioteche. In questa specifica occasione abbiamo inaugurato un nuovo percorso denominato Viaggi Reali, che ricostruisce la storia di due viaggi di eccellenza che hanno caratterizzato il nostro territorio nel 1881 e nel 1909, nello specifico il viaggio dei sovrani italiani e dei sovrani inglesi, una modalità nuova per guardare il nostro territorio e le sue bellezze non solo attraverso le fonti archivistiche, ma soprattutto attraverso il punto di vista di questi illustri ospiti. Abbiamo visto che ci sono anche dei ricordi delle iniziative che avete fatto dedicate alla
Guardia di Finanza, io sono l'IRLO, insomma. Naturalmente l'apertura straordinaria dei depositi è finalizzata a far conoscere anche le altre attività che abbiamo realizzato come Archivio di Stato, nonché a fruire della sezione didattica e dei percorsi culturali che sono già attivi e che sono già stati inaugurati in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024. Si parla anche di questo progetto Parchium che interessa la Valle dei Templi. Sì, naturalmente questo è un progetto che abbiamo realizzato con fondi PONFESR 2014-2020. Il progetto Parchium, l'Archivio racconta, è una modalità di fruizione ampliata del patrimonio archivistico che riguarda la Valle dei Templi di Agrigento e che è qui custodita presso l'Archivio di Stato di Agrigento. Oggi naturalmente in occasione di questa apertura straordinaria abbiamo ulteriormente parlato e discusso di questo progetto, consegnando anche materiale informativo per chi voglia fruire dell'app e della piattaforma web. Un progetto è stato inserito anche nella programmazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e che rappresenta una modalità nuova per conoscere la storia della conservazione del sito archeologico attraverso appunto gli archivi. Abbiamo visto una stanza dedicata ai più piccoli, ai bambini. Che significato assume? In questo Archivio di Stato la sezione didattica è un punto nevralgico delle attività, perché l'Archivio di Stato di Agrigento investe moltissimo non solo sulla formazione e sull'educazione al patrimonio, ma soprattutto sull'accessibilità culturale, per cui è stato creato un setting idoneo per lo svolgimento di determinate attività anche presso la sede di Agrigento, oltre a tutte le attività che poi noi svolgiamo presso le scuole. Impariamo a salvare un bambino. A Piazza Cavour ad Agrigento, lezioni per le situazioni di emergenza. Vediamo. Dottore Gramaglia, buongiorno, pediatra dell'ospedale del reparto di pediatria di Agrigento. Cosa succede oggi nelle piazze d'Italia? Oggi 13 ottobre è la domenica in cui in oltre 50 piazze d'Italia la nostra società, la SIMEUP, Società di Emergenze e Urgenze Pediatriche, spiega le manovre salvavita, l'RCP e le manovre di disostruzione da corpo estraneo per i genitori che vogliono apprenderle, in quanto ricordo che sono delle manovre essenziali che devono applicare in urgenza i genitori quando ancora il soccorso avanzato non è arrivato. Quindi sono state fatte delle prove di disostruzione nei lattanti a livello pediatrico e anche nell'adulto. C'è stata risposta nella piazza, la gente è venuta? Stamattina in piazza Cavour abbiamo fatto delle prove con delle mamme, delle nonne, dei papà e abbiamo avuto una discreta risposta. Insieme a noi c'era l'associazione GISE col presidente Sandro Bennici in testa e la Croce Rossa italiana. Consegna della coroncina del Rosario alla parrocchia Santa Rosa del villaggio Mosè di Agrigento, alla presenza del gruppo di preghiera Padre Pio. La consegna del Rosario è un momento importante nel cammino di formazione del gruppo di preghiera di Padre Pio. La nostra parrocchia è sotto la tutela di Padre Pio, oltre che di Santa Rosa, la sua celeste patrona, e il simulacro di Padre Pio che c'è sul sagrato della Chiesa ben rappresenta la devozione che da diversi decenni c'è nella nostra comunità. Si deve alla lungimiranza di Don Vito Guaragna, il mio predecessore, avere sollecitato la creazione di questo gruppo di preghiera che si riunisce ogni venerdì con l'adorazione e le meditazioni tratte dall'epistolare di Padre Pio. In questa giornata oggi abbiamo celebrato la consegna del Rosario. Per i gruppi di preghiera di Padre Pio questo momento è l'inizio ufficiale dell'anno pastorale. In realtà la celebrazione di questo momento è ricordato per il 7 ottobre, proprio nella solennità della Madonna del Rosario. Per questione ovviamente di praticità organizzative l'abbiamo celebrata oggi, che tra l'altro è anche il 13 ottobre, in cui ricorre anche l'ultima apparizione della Madonna di Fatima. Proprio in quell'apparizione, in queste apparizioni di Fatima, la Madonna ha chiesto la preghiera, di pregare incessantemente. Ricordiamo che Padre Pio molto devoto della Madonna, e ha raccolto l'invito del Papa durante la Seconda Guerra Mondiale a pregare affinché cessasse la guerra, e lui, raccogliendo questo invito, infatti ha creato i gruppi di preghiera.
Anche oggi, a distanza di tanti anni, siamo chiamati a pregare affinché cessino le guerre che in questo momento ci stanno circondando e che sempre più stanno minacciando la vita di tante persone, specialmente bambini innocenti che purtroppo anche perdono in questi combattimenti i genitori. Quindi siamo tutti chiamati a pregare, perché Padre Pio ci ha insegnato che con la preghiera possiamo ottenere tutto dal Signore. Padre Pio dice sempre che la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio, quindi dobbiamo pregare, questa è la soluzione, o meglio è il mezzo che ci aiuterà a poter sconfiggere la guerra e il male che ci circonda. L'operazione denominata La CROI ha coinvolto anche Palermo e Catania. Il servizio. Decine di immagini pedopornografiche scaricate attraverso Telegram e ritrovate sui dispositivi utilizzati da un ragazzo palermitano di soli 17 anni. E questo l'esito di 3 perquisizioni effettuate dalla Polizia Postale del capoluogo, guidata da Carmine Mosca, su delega della Procura di Torino, nell'ambito di una più vasta inchiesta che ha portato a 3 arresti, compresi quelli di un prete e di un appartenente alle forze dell'ordine tra Milano, Cagliari e Benevento. Il giovane indagato, palermitano, quando i poliziotti si sono presentati a casa sua, avrebbe disinstallato Telegram nel tentativo di nascondere il contenuto delle sue chat, ma gli agenti davanti ai suoi genitori gli hanno fatto scaricare nuovamente l'applicazione e hanno così trovato decine di foto a sfondo sessuale con bambini anche piccolissimi. A Palermo, però, ci sono anche altri 2 indagati. Avrebbero scaricato immagini pedopornografiche, ma per loro l'esito della perquisizione informatica ha dato al momento esito negativo. L'operazione coinvolge molte città d'Italia e in tutto sono 33 decreti di perquisizione della Procura di Torino, emanati dopo oltre 6 mesi di indagini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemontese, in cui i poliziotti hanno agito anche sotto copertura. Le denunce sono in tutto 29, con l'accusa di aver pubblicizzato materiale realizzato con lo sfruttamento di minori online. L'inchiesta è partita da un utente che, interessato al procacciamento di materiale pedopornografico, avrebbe pubblicato su gruppi ristretti informazioni e tracce informatiche carpite, interagendo con altre identità virtuali, svolgendo l'improbabile ruolo di giustiziere, come si legge così nella nota della questura. Gli utenti coinvolti nello scambio di materiale, grazie ad accorgimenti per restare anonimi, disponevano di contenuti che in diversi casi ritraevano delle violenze sessuali e chattavano con molta discrezione per sondare la reciprocità di interesse su questo tipo di tematiche, utilizzando anche un linguaggio in codice. Ricostruendo i contatti di quest'utente, gli investigatori sono risaliti a 33 persone, poi oggetto di perquisizione. Tra gli indagati anche professionisti, operai, studenti. Il riscontro di casi di detenzione di materiale pedopornografico da parte di giovani e giovanissimi, afferma così la Questura di Torino. Conferma il rischioso avvicinamento delle nuove generazioni alla materia, certamente favorito dall'evoluzione tecnologica nell'uso di piattaforme peer-to-peer come Telegram. Da qui l'impegno della Polizia Postale sul piano della prevenzione rispetto a quelle forme di dipendenza dall'uso dello smartphone nell'effettuazione di questo tipo di ricerche di materiale talvolta anche cruento da parte degli utenti, che vede una totale spersonalizzazione della vittima primaria dello sfruttamento. Durante le perquisizioni sono stati altresì rinvenuti gli account utilizzati dagli indagati per la richiesta del materiale pedopornografico e, in alcuni casi, un ingente quantitativo di materiale illecito che sarà oggetto di successivi accertamenti. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Arrestati dopo 3 anni per avere accoltellato un parente.
2 arresti per tentato omicidio a Catania, in manette su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica sono finiti Benedetto Giuseppe Lamartina, 62 anni, e Gaetano Popolo, di 52. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro e risalgono al 12 ottobre 2021, quando un uomo catanese si era presentato al nosocomio in condizioni critiche, con ferite da taglio all'addome e ad una gamba. Le investigazioni hanno permesso di raccogliere elementi che indicherebbero che Lamartina e Popolo siano responsabili di un tentativo di omicidio nei confronti di un loro parente. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima, nel rione Picanello, durante un litigio che è degenerato in accoltellamento, presumibilmente a causa di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Secondo gli elementi raccolti, Lamartina avrebbe inferto almeno 4 colpi alla vittima, mentre Gaetano Popolo la teneva immobilizzata. Alla luce delle prove raccolte, sia Lamartina che Popolo sono state già eseguite le misure cautelari e i 2 indagati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Commemorato a Palermo un sindacalista a 104 anni dalla uccisione da parte della mafia. Era il fratello della mia nonna paterna, la madre di mio padre, che però era stata un po' cancellata dalla storia della famiglia, e solo pochi anni fa io sono venuta a conoscenza della figura di Giovanni Orcel, in realtà grazie alla scoperta del libro di Giovanni Abbagnato su Giovanni Orcel, appunto. Con che spirito partecipa a questa manifestazione? Beh, io sono commossa per quanto riguarda la vicenda familiare e onorata per quanto riguarda l'operato e il lavoro di tutte le persone che vedo che si impegnano per mantenere vivo il ricordo di Giovanni Orcel. Il pensiero di Orcel e di tutta quella generazione di uomini e di donne resta attuale, perché attuali sono i bisogni, le passioni, le aspettative e anche i sogni delle persone. Alongi, Orcel, Bernardino Verro, una intera generazione tra l'altro di giovani, giovanissimi. Orcel aveva 33 anni quando fu ucciso, e restano attuali anche per questo motivo. Noi continuiamo a ricordare, a commemorare persone come Orcel, perché hanno segnato la strada a tanti dopo di lui. Siamo praticamente come 104 anni fa, in una situazione di precariato, di lavoro fragile e di lavoro sfruttato, e oggi siamo qui a ricordare Orcel perché appunto quello che ha fatto lui è quello che dobbiamo fare noi, a tutela di un lavoro che non c'è, e quando c'è è un lavoro povero. Gli alunni hanno scoperto il senso di questa lapide che si trova di fronte al nostro istituto, finalmente, perché a volte si passa e non si fa caso a queste cose, e hanno iniziato a chiedere, a informarsi e a capire anche il senso del sindacato, che è una cosa importantissima nella loro futura realtà professionale anche, oltre che nella realtà quotidiana. L'unità pastorale di Cammarata ha annunciato il ritorno dei 9 mercoledì di San Nicola che precedono la festa del patrono il 6 dicembre. Viene ripresa la tradizione legata all'inno che veniva cantato negli anni 60, trascritto nel libro di Don Mario Albanese ed Enzo Ligregni. Cultura e riqualificazione del territorio a Messina. Vediamo i progetti finanziati. È un progetto che ha una durata di 12 mesi, presentato dall'Associazione BIOS in collaborazione con il Comune di Messina, nello specifico l'Assessorato alle politiche giovanili e alla cultura, insieme al Provveditorato di Studi di Messina e all'Associazione Circe, che gestisce i musei dell'emigrazione siciliana, con sede sia a Salina e in diverse parti della Sicilia. È un progetto che ha 2 obiettivi specifici: uno, quello di favorire l'inclusione sociale e la didattica, perciò anche la partita di dopo scuola rivolta ai giovani. Il target è 16-29 anni, e l'altro obiettivo molto importante è quello della didattica virtuale. Tra le attività che faremo in questi 12 mesi ci sarà anche quello di
creare dei virtual tour interattivi che verranno poi promossi all'interno di tutte le scuole della provincia di Messina, con dei virtual tour interattivi che parleranno e faranno vedere in maniera virtuale quelli che sono i luoghi più importanti dal punto di vista storico, culturale e naturalistico della Sicilia, in particolare della nostra provincia, ma saranno coinvolte tutte le province della Sicilia, così i ragazzi potranno fruire, non soltanto loro, ma anche ovviamente anche gli studenti, le professoresse, perciò gli insegnanti, ma anche la cittadinanza in generale, potranno visitare in maniera virtuale quelli che sono i luoghi più caratteristici e con un più alto valore etno-antropologico della nostra terra, della nostra Sicilia. Spazio Pubblico Resiliente è un progetto che è stato fortemente voluto dall'Associazione Puliamo Messina ed è un momento in cui invitiamo i cittadini a partecipare alla riqualificazione di 3 spazi cittadini che sono nei quartieri di Camaro, Giossa e Tremestieri. Sono 3 quartieri che sicuramente necessitano di essere attenzionati da parte della collettività stessa, di ritrovare la propria identità, e noi attraverso questo progetto, che è stato finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 70.000 euro, avrà una durata complessiva di 12 mesi e vedrà appunto la riqualificazione di 3 spazi in 3 diversi quartieri, di Giostra, Tremestieri e Camaro. L'idea è appunto quella di coinvolgere i cittadini in tutte le fasi di progettazione, che vedranno dall'ideazione, anzi dall'individuazione di uno spazio, e poi questo spazio pubblico verrà appunto riqualificato insieme agli stessi cittadini. E sempre a Messina, fondi per le politiche giovanili. Assessore, 2 progetti destinati alle politiche giovanili nella città di Messina, quali sono le caratteristiche e le peculiarità? 2 associazioni capofila del territorio comunale di Messina, ovvero BIOS e Puliamo Messina, insieme ai loro partner, fra cui il Comune di Messina, hanno presentato questi progetti e sono stati entrambi ammessi a finanziamento per un importo totale di 140.000 euro. Sono varie attività, si rifanno a quelle di cui abbiamo parlato tantissime volte, ovvero le politiche giovanili innovativi che partono dal territorio, proprio perché cerchiamo di rispondere attraverso anche questi fondi extra bilancio a quelle che sono le esigenze sia culturali, ma anche di ripensare gli spazi all'interno del territorio comunale, ascoltando poi le varie voci associative sia di giovani che attraverso anche quelle che sono altre realtà che si impegnano quotidianamente per cercare di fare sintesi. Andremo e gireremo la città, c'è la collaborazione anche in uno dei progetti con l'ufficio scolastico provinciale e quindi coinvolgeremo anche le scuole, questo perché crediamo che proprio dai giovani possa partire quel cambiamento e soprattutto riappropriarsi di quelli che sono gli spazi urbani e quel legame con la città di cui in passato abbiamo avuto una sorta di cesura, ma stiamo provvedendo a questo perché vogliamo essere orgogliosi di essere messinesi, dobbiamo esserlo e lo facciamo proprio coinvolgendo i giovani a 360 gradi in quelle che sono le politiche attive della città. Siamo alla pagina sportiva calcio, l'Acragas gioca ma non vince. Carmelo Lentini. Un gol del nuovo entrato Sowe al 78esimo infrange i sogni di vittoria dell'Acragas, che era stato bravo a contrastare a denti stretti l'imbattuta capolista scafatese. Purtroppo ancora un episodio sfortunato determina la spartizione della posta in palio e che in caso di vittoria avrebbe permesso di incamerare 3 punti importanti e scalare la classifica generale. Gigante subito battagliero che sin dai primi minuti riusciva a pressare alto l'ordinata squadra dell'esperto tecnico campano Francesco Fabiano. Al 10° Lofaso, sicuramente in buona giornata, si esibisce in un'azione personale, si presenta in aria ma il tiro finale viene neutralizzato dall'attento Becchi. L'Acragas spinge sempre con generosità e senza timori reverenziali, mentre la scafatese cerca di arginare le folate offensive dei padroni di casa. Al 20° ecco arrivare molto bello per esecuzione il vantaggio biancazzurro. Azione veloce di Lofaso, cross al centro area, Rechichi tocca per Palazzolo, il quale si gira ed infila la porta partenopeo.
Esplode la gioia biancazzurra sia in campo che sugli spalti. Si tratta del secondo gol stagionale subito dagli ospiti e della seconda marcatura caracandina personale realizzata da Palazzolo. Tutto il primo tempo trascorre con l'Acregas alla ricerca del raddoppio, nel tentativo di chiudere la gara. Al 31esimo ci va molto vicino, perfetto assist di Lofaso in fase avversaria, leve di testa, alza sopra la traversa. La Scafatese si scuote e con Lancione al 34esimo si rende pericoloso per la prima volta con un diagonale che lambisce il palo. Nel secondo cambia l'atteggiamento tattico in campo della Scafatese che effettua diversi cambi. Adesso la difesa cracantina è sottoposta a costanti attacchi sulle corsie esterne. Da Silver e Chichi chiudono tutti i varchi, ma al 78esimo un'azione ben orchestrata sulla destra da Colley porta al pari la squadra campana. Infatti Colley penetra in area, indirizza il centro dove più lesto di tutti Sowe spinge il pallone in fondo al sacco. Subentra la paura tra le fila biancazzurre. Il tecnico Bonfatto effettua dei cambi e dopo 6 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine della ostilità. Morale della favola: l'Acregas si ritrova sempre in coda alla classifica, ma in compagnia di altre squadre. Domenica prossima l'Acregas si reca a Sant'Agata e poi mercoledì 23 ottobre all'Esseneto arriva il Ragusa. Ed ora spazio alle interviste. Allora, è stata una partita, intanto volevo fare complimenti ai ragazzi perché questa partita è tutto merito loro, perché hanno lavorato benissimo durante questa settimana e sapevamo l'importanza di questa partita. È vero che forse i pronostici ci davano contro, però noi siamo l'Acregas, i ragazzi sanno che ogni domenica dobbiamo dare questo atteggiamento, questa voglia, questa determinazione. È vero che a tratti abbiamo pure giocato bene, è vero che abbiamo affrontato, come dicevo prima, una delle migliori squadre del girone, però se noi ricordiamo, dopo che hanno pareggiato, noi all'ultimo abbiamo avuto un'occasione con il nostro attaccante di testa, però siamo stati un po' sfortunati, però va bene così, mi è piaciuto l'atteggiamento e voglio precisare una cosa, voglio regalare questo pareggio, questo punto, tra virgolette, questa prestazione solo esclusivamente ai ragazzi perché è merito loro. Mister, cos'è mancato per portare a casa la vittoria? A me non piace parlare di alibi, però purtroppo in questa settimana c'è stato qualcuno che non è stato bene fisicamente, con febbre, eccetera, eccetera, eccetera. Devo anzi ringraziarli pubblicamente perché si sono messi in campo, hanno lottato, hanno sudato fino a quando ce l'hanno fatta fisicamente. Però, ripeto, cosa è mancato? È mancato forse la determinazione di fare anche il secondo gol, perché in alcune ripartenze, in alcune transizioni potevamo anche fare il secondo gol. Io non ricordo sinceramente delle parate del mio portiere, sinceramente non le ricordo, poi forse voi mi potete anche smentire. È vero, abbiamo preso un gol dove potevamo essere un po' più scaltri, però purtroppo non posso rimproverare niente a questi ragazzi. Abbiamo incontrato, secondo me, la compagine, se non la più forte, insieme a Siracusa, le due compagini che si contenderanno la vittoria finale, secondo me. Noi abbiamo fatto un grande primo tempo, penso che questo è sotto gli occhi di tutti, siamo passati in vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo abbiamo tenuto botta fino a quando ci siamo riusciti. Poi la qualità, il mister giustamente diceva, i cambi hanno fatto la differenza, anche se sono entrati dei giovani, però bisogna vedere il livello dei giovani che entrano. Loro si sono messi con 4-2-4 e noi penso che al di là dell'azione del gol, del pareggio, non ricordo parate di Dregan, io penso che sia un pareggio che alla fine è giusto, perché loro nel secondo tempo hanno fatto qualcosa in più di noi, però voglio fare i complimenti a questi ragazzi splendidi che abbiamo. Io chiedo alla piazza, anche a voi giornalisti, non una mano d'aiuto, ma di capire che noi abbiamo una squadra giovane. Questi ragazzi non sono ragazzi che si mangiano gli allenatori, non ce l'hanno nel DNA, perché ripeto, tolto Garufo e tolto Michele, che oggi Fragapane, che oggi non c'era, che era letto con la febbre, il più grande di questo gruppo ha 26 anni. Perciò se i ragazzini di 20 anni, 21 anni li chiamano senatori,
che si mangiano gli allenatori, chi lo scrive dovrebbe solamente vergognarsi. Questa è una squadra che ha bisogno di aiuto da tutti per uscire fuori da questa classifica un po' deficitaria. Oggi penso che hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, perché abbiamo affrontato la capolista che veniva da 5 vittorie consecutive e al di là della supremazia territoriale del secondo tempo della Scafatese, noi non siamo stati messi sotto, cioè siamo giocati alla pari. Purtroppo gli ultimi 20 minuti Levé non ne aveva più, Levé è entrato in campo con 38 di febbre, dopo 2 giorni con 39 di febbre. Oggi ha voluto giocare, l'abbiamo messo in campo, sono contento che è entrato Dario Violante, ha dimostrato di essere un gigante, un piccolo gigante, e vedrete che ci servirà tantissimo. Partiti, siamo dentro il primo tempo di Akragas Scafatese, sesta giornata di andata del campionato di Serie D, girone I. Punto l'avversario, entra in area, serie di finte, lo Faso, in mezzo al traffico, lo Faso, il cross! Va a cercare Rechichi con la testa, Rechichi, attenzione, Palazzolo fermato, ancora Rechichi, la palla è lì, Rechichi in mezzo al traffico, Palazzolo, la conclusione, ha segnato l'Akragas, ha segnato ancora lui, galvanizzato dal gol, applausi per l'Akragas. Grillo carica il sinistro, palla sul fondo, ancora applausi per la formazione biancazzurra che punta la porta avversaria, ancora Lo Faso, carica il destro, anzi no, è una finta, ancora Simone Lo Faso, cross morbido, Levé! Oh mamma mia, tutto solo, non inquadra lo specchio della porta, Akragas è vicinissimo al 2-0. Rechichi, Lancioni, entra in aria, Lancioni, la conclusione. Ci prova la Scafatese, poi carica il sinistro, Armeno, la conclusione, quasi a botta sicura di Lancioni, palla fuori. Sinatra, carica il destro, Sinatra, la conclusione, palla fuori di niente, ancora applausi per l'Akragas. Non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, lo porta a casa l'Akragas con merito, è avanti il gigante 1-0, gol di Nicolò Palazzolo al 20° minuto di gioco. Ricomincia Akragas Scafatese, 1-0 all'intervallo, gol di Palazzolo al 20°. Attenzione, Lo Faso contro 3 avversari, Lo Faso con il sinistro a giro sul primo palo, palla fuori di 1 metro, con le mani alto bello, la palla è lì, Dregan, sul colpo di testa di Aliperta. Potenza, attenzione, Gagliardi, la conclusione, murata da Rechichi. Siamo giunti all'80°, spinge la Scafatese, Colley, cross basso sul secondo palo, Sol! Ha segnato la Scafatese, il pareggio degli ospiti. Il cross in aria, Levé con la testa, era tutto buono. Non c'è più tempo, finisce qui. Piccola, grande impresa dell'Akragas che pareggia in casa contro la Scafatese per 1-1. Akragas che ha giocato un primo tempo straordinario mettendo alle corde la Scafatese, poi il pareggio nella ripresa della formazione ospite, un pareggio alla fine meritato, cercato e ottenuto con grande caparbietà. Vince invece la Castrum Favara allenata da Piero Infantino, che vince a Paternò per 1-0. Servizio di Giuseppe Moscato. Importante vittoria in trasferta per la Castrum Favara che con il gol dell'ex Calogero La Piana si impone sul Paternò, allenato dall'ex mister gialloblu Gaetano Catalano e con un altro ex, il centravanti Retucci, che si fa parare un rigore da Tommaso Scuffia. 3 punti che smuovono la classifica ma anche fanno morale, essendo la squadra favarese reduce da 2 pesanti sconfitte consecutive. Una vittoria fortemente voluta da mister Pietro Infantino, che nel corso della settimana è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi quella serenità e quella voglia di far bene nonostante l'infermeria piena e il fermo di alcune pedine importanti per squalifica. Castrum Favara che nonostante i tanti giocatori assenti ha schierato in campo una bella formazione, ragazzi che hanno lottato su ogni pallone e che sono andati almeno per 3 volte vicini al raddoppio. Atteggiamento opposto per il Paternò, che forse ha pensato di incontrare un avversario in difficoltà e che sarebbe stato facilmente battuto.
La gara ha visto un Paternò iniziare bene e affrontare in maniera decisa, enfasi che però è andata scemando, diventando la sua azione lenta e prevedibile. Castrum Favara invece, dopo una decina di minuti di studio e assestamento, ha iniziato a pressare e a rendersi pericoloso. Il gol che decide la gara è arrivato al 34esimo, difesa del Paternò pressoché immobile e la Piana dalla grande distanza lascia partire un siluro che va a insaccarsi alle spalle di Tosoni. La ripresa si apre con i locali che vogliono subito ripristinare le sorti della gara. Asero supera in avanti un paio di avversari, Mudasir lo mette giù ed è rigore. Sul dischetto va l'ex Retucci che si fa ipnotizzare dal suo ex compagno il portiere Scuffia che respinge il tiro centrale con i piedi. Un errore che il Paternò sembra pagare a caro prezzo perché la squadra si diminuisce e lascia molti spazi agli ospiti che con Quattara nel recupero sono andati avanti quasi quasi a raddoppiare e far diventare più pesante la vittoria. Ma sentiamo il commento del vice allenatore favarese Dario Di Dio. Sì, lo sapevamo già prima che era una partita molto complicata, una squadra grintosa che fa questo campo la sua forza e sapevamo un pochettino come giocavano. Da parte nostra abbiamo messo tutto quello che era il nostro mestiere, la nostra determinazione, la nostra compattezza di squadra e credo che alla fine tutto sommato ce la siamo meritati. Quel rigore che insomma poteva cambiare il volto della gara? Il rigore, chi non li calcia non li sbaglia, innanzitutto. Calciato, è stato bravo il nostro portiere a pararlo, anche se dal mio punto di vista, come ho visto, se l'è cercato è stato bravo lui, ma credo che Mudasiro non abbia fatto niente per penalizzarci, però tutto sommato è andata bene, siamo contenti, abbiamo fatto un'ottima prestazione a cospetto di una squadra ben organizzata, ben allenata, e quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti per la nostra strada. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.